Conferenza stampa stamane al Tribunale di Agrigento presso la Procura, alla presenza del procuratore capo dottor Luigi Patronaggio, dei sostituti Alessandra Russo e Paola Vetro, del nuovo colonnello delle Fiamme Gialle Rocco Lopane, per annunciare le 13 misure cautelari disposte dal GIP di Agrigento Luisa Turco, coordinate dalla Guardia di Finanza. L'operazione è stata denominata Male Branche e ha riguardato complessivamente 22 persone, tra cui 10 le misure cautelari agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, sequestro preventivo nei confronti delle 5 società attive di beni e di automezzi, quote di partecipazione in varie società, che stanno continuando anche le perquisizioni presso le unità degli interessati sia presso le sedi aziendali. Tra gli indagati Gaetano Sferrazza, Diego Sferrazza, Fabiana Sferrazza, Clelia Sferrazza, Maria Teresa Cani, Lorena Argento, Giovanni Lalicata, Graziella Falzone, Vincenzo Lo Cicero, Francesco Maraventano, Mariella Mamo, Veronica Vassallo, Maria Giulia Di Marco, Ignazio Giacchetto, Cristiana Amato, Maria Assuntina Lupo, Nicolò Zambuto, Calogero Licata, Salvatore Noto. I reati vanno dalla bancarotta fraudolenta all'associazione a delinquere, al riciclaggio e autoriciclaggio e a svariati importanti reati tributari. Il meccanismo era quello di creare delle società nuove al fine di accollarsi i debiti della vecchia, creando così un danno ai creditori di circa 5 milioni di euro e così anche nei confronti del fisco. L'indagine nasce nel 2015 a seguito di minacce e atti intimidatori ripetuti verso un curatore fallimentare che curava appunto le funzioni di amministratore delegato della società in questione. Le indagini riguardano le 5 società, tutte riconducibili ad un unico gruppo di famiglia, quello Sferrazza, settori commercio, articoli casalinghi, pulizia della casa, giocattoli, cosmetica, un'indagine corposa e complessa, tutte riconducibili per l'appunto alla famiglia di Sferrazza. Tra gli arrestati anche una commercialista agrigentina, Gabriella Falzone, ritenuta la mente delle operazioni finanziarie, che ha visto coinvolte circa 12 società. Il danno tra l'erario e le aziende coinvolte complessivamente è stato di circa 10 milioni di euro. Il personaggio più noto è sicuramente Gioacchino Sferrazza, noto anche per essere stato presidente della squadra di calcio dell'Akragas e per le sue condotte verso ambienti mafiosi, tra tutti l'aver dedicato la vittoria della sua squadra all'amico Nicolò Ribisi dell'omonimo clan mafioso palmese mentre stava per essere trasferito in carcere. Con un sistema collaudato, un'indagine abbastanza complessa. Sì, è un meccanismo assolutamente collaudato su cui hanno fatto forza i soggetti oggi raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare per avere un enorme vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri operatori del settore. Era un sistema che durava da anni, che loro pensavano non sarebbe stato mai scoperto, contando sul fatto che ogni singolo fallimento non sarebbe stato collegato all'altro. È stata proprio questa la differenza dell'approccio investigativo operato dalla Guardia di Finanza, che ha messo insieme tutti questi fallimenti, creando così un link tra gli stessi e scoprendo che era un meccanismo fraudolento. Al momento questo meccanismo coinvolge ben 7 società che chiaramente hanno operato in tempi diversi con il meccanismo sopra descritto e si è verificato anche questo fatto increscioso laddove un curatore fallimentare evidentemente molto attento ha iniziato a fare degli approfondimenti e è stato colpito da questi atti intimidatori per i quali si procede separatamente. Qual è il ruolo della commercialista? La commercialista ha chiaramente un ruolo tecnico. Lo svuotamento delle società avveniva mediante atti di cessione di ramo d'azienda che comportano una perizia di valutazione dei beni alla quale chiaramente metteva mani la professionista coinvolta nelle indagini.